Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Dopo 3 secondi sono tornato qua e continuiamo la storia. Ti sei perso la festa. I ragazzi hanno giocato al giustiziere. Imitavano quel tipo di cui parlano alla TV. Fammi indovinare, il giustiziere era Jax. No, facevano tutti i giustizieri, mentre io ero l'unica cattiva. Ma gli ho dato Cosa gli hai parecchio dato? filo da torcere. Gliel'hai Dovevo data, venire brava. prima. Dovevo avvisarli di stare attenti a mia sorella. Ciao, ok. Ricordi quando tu e mamma stavate malissimo, ma papà ha insistito che dovevi avere la tua torta di compleanno? Mi ricordo, Era davvero sì. una cosa immonda. Tutta storta e bruciata. Proprio tipico di papà. Ha fatto un sacco di stronzate, ma ci teneva Come ti alla famiglia. permetti? Come ti permetti di fare così del papà? Ma senti come parlo. Ecco, stronza. Pronto? Ciao tesoro. Davvero? No, non voglio interromperti. Ok, Ma chi occupazione. Credi di nasconderti dietro un numero privato? Chi è? Ti stai divertendo, non è vero? Ma vedrai che la polizia non riderà per niente. Ascoltami, voglio darti un consiglio. Mi senti? Esci di casa, conosci gente, fatti una vita e smettila di chiamarmi, capito? Che cosa mi hai detto? Zoccola! Dai. Senti, la polizia rintraccerà la chiamata. Oh, bene, bene. Non mi fai paura. Ma è disgustoso. So dove abiti. Hai chiuso a chiave la porta di casa. Porta di casa. Parla. Che diavolo vuoi? Ti senti al sicuro? Sicuro, Nicky? Chi era? Nessuno, uno scherzo idiota, capita. Secondo te è resistente? Hai riconosciuto la voce? Cristo, Aiden, lascia stare, ok? Ok, quello vuole entrare qui dentro. Tu che ne sai di cosa vuole Stai fare? controllando le porte. Senti, posso gestirmela da sola, non ci serve il tuo aiuto. Nicky, io posso rintracciarlo. Ok, senti, Aiden, Dio, non sei cambiato affatto. Non ci serve il tuo aiuto, smetti di voler risolvere No, basta, i nostri non per i problemi. maroni, sta sulle Ogni volta balle che sta ci qua. provi, peggiori solo le cose. Meglio che vada. Sì, direi che è una buona idea. Grande Ok. e grosso e fai gli scherzi. Vediamo se ti senti al sicuro dopo che ti ho rintracciato. Allora, vediamo un po'. Eccoti. Merda. Neutralizza. Si sta muovendo. Merda, vai di macchina. Vai, 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 vai. Cazzo, una macchina di merda, però. Lo sapevo. La mia famiglia è minacciata ancora. Sì, vecchio mio. Vai, 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 vai. Neutralizza. Merda. Dai, dai, cazzo, dai. Inseguiamo questo. Sì, Scusa, ho esagerato. Certe volte mi fai proprio impazzire. Bella. Torna, ok? Prometto che non darò di matto. Vai, corri. Aiden, Ma stai zitta, zoccola. stai inseguendo quel tizio, vero? ecco, Lo stai facendo ora. Sei incredibile. non è così. Basta fare l'eroe. Vai, ciao. Smettila. Come dici?
Il segnale è disturbato, non ti sento. Ah, mi senti benissimo. Devi piantarla subito. Pronto? Ci sei ancora? Non sento. Ok, Devo hackerare il telefono. Hanno pagato questo stronzo per spaventare Nikki. Chi pagherebbe per una cosa simile? Come andiamo col DedSec? Mi servono gli hack del CTOS. Ci sto provando. Ti stanno valutando. Dammi tempo. Ok, allora devi aiutarmi. Puoi tracciare una chiamata? Per il mio miglior cliente, certo. Aspetta, che sto cercando? Un tizio che ha minacciato la mia famiglia. Dimmi, chi è che lo paga? La chiamata è stata fatta dal quartiere Loop, ma non so dirti altro. Ok. Se riesco ad hackerare il CTOS nel loop, Io posso scoprire il punto esatto da cui ha chiamato. proviamoci. La Bloom sta costruendo un nuovo CTOS nel loop. È perfetto. Il mese scorso il DedSec ha cercato di attaccarlo. Abbiamo fallito. Hanno aggiunto altre guardie armate. Non sarà facile. Attento. Sembri mia sorella. Calmati. Sarò armato e pericoloso. Missione completata. Vediamo. Un punto abilità. Ok. Tieni tasso di sensori mobili della città. Io voglio fare questi. Voglio fare l'hackeraggio obeso. Allora, vai. Vai, che si gode. La Bloom assolda dei mercenari per sorvegliare i centri CTOS. Saranno ben equipaggiati e pronti ad agire. Ma anch'io. Ok, andiamo. Allora, no. Mappa. Campagna. Dai, non rompete i maroni, deve passare il cume. Chicago, Chicago. Na na, one, three. Nonna, sto cazzo di... Mi viene sempre da schiacciare sto cazzo di clacson che mi sta sui maroni. Vai! Woo! Ciao Fioi. No, me lo godo troppo. Si gode. E qua. Se il CTOS raddoppia le guardie, io raddoppio le armi. Acquista un fucile d'assalto. Dovrei stare attenta a quello che dico, no? Allora. Ah, ok, boh. Vai, vai, vai. Come andiamo? Cosa ti serve Ah, oggi? Fucile d'assalto, stronzo. Vai. No, questo. Vai. Nelle ultime settimane i centri CTOS Ok. di Chicago hanno aumentato la sicurezza a causa di Buona numerosi giornata. attacchi del gruppo di hacker DedSec. La portavoce della Bloom, Charlotte Garner, ha risposto alle nostre domande. La sicurezza è fondamentale. Quindi abbiamo arruolato della sicurezza privata per ogni centro CTOS. Sono tutori dell'ordine, addestrati nelle regioni più pericolose del mondo. Ma signorina Garner, i tutori dell'ordine di cui parla sono mercenari. Molti hanno la fedina penale sporca. Hanno prestato servizio nell'esercito. Ma non dobbiamo punire i nostri Andiamo. soldati per aver servito il loro paese, no? La rete CTOS è ben... Vari GPS. E questo dà ai cittadini di Chicago la tranquillità che meritano. Abbiamo sentito la portavoce della Bloom sulla sicurezza del CTOS. Ok. Pah! Che sport! Mamma mia, ho distrutto la macchina! Grande cume. Un cume pazzo, feva contromano.
The Crazy Kume, The Crazy Kume. Nuova sicurezza non scherza. Ok. Devo accedere. Troverò chi minaccia la mia famiglia. Voglio il nome della voce al telefono. Oh merda. Trova una guardia con il codice d'accesso. Ok. Ma sembra tutto a posto. Zona off limits. Credi che sia qua per ovvi? Merda, mi ha visto. Fermi, veniva da lì. C'è qualcosa che... Allora. Merda, mi vedono. Sembra un normalissimo guasto. Che strano. Aspetta, ah merda. Cazzo no! Sta per saltare in aria! Dai, dai, dai. Pam! Oh cavolo! Merda, ma che spero proprio di aver visto male. Merda! Cazzo, ma è uno scherzo! Grande, 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 muori! Sì. Allora, relax. Andiamo a trovarlo. Da quella parte. No, Fei. Sto gioco è una figata assurda. Non vedo niente, proseguiamo. Non vedo niente, proseguiamo. Occhi aperti! Non vedo niente. Non c'è niente, controllo lì. Via Ok, libera. allora. Qui nada. Merda! Merda! Non verrà nessuno per te! Trovatelo! Copro io! Uno di noi è a terra. crepa. Concentrazione. Una chiamata, ne basta uno. Merda! Mi ha ucciso. Mi ha ucciso il pippone. Sono un pippone. Sono una pippa. Posso Allora. parlare con chiunque. Vorresti giocare anche tu? Lei lo fiuta come uno scudo. Merda. Mi ho fatto beccare subito, sono una pippa. Ok, allora. Non puoi nasconderti per sempre! Ok. 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 Dai, forza! Un colpo solo ed è finita! Merda, merda. Muovite come. Vabbè, vaffanculo. Devo stare più tranquillo, andare con più calma come prima, cazzo. Mi sono fatto un attimo prendere dall'ansia. Dio Christiansen, dai. Io posso parlare con chiunque. Vorresti giocare anche tu? Lei lo fiuta. Che stai facendo? Che vuoi? Cosa vuoi? Ma che cazzo vuoi da me, merda umana? Cosa succede? Ma è normale, dovrebbe stare fermo. Ok. Ma quell'affare si muove da solo.
Ok. Ok, ma adesso basta. Ma non rompere i maroni. Beh, sembra un normalissimo guasto. Come pensavo, nulla di strano. Ok. Allora. Ragionamos, era qua. Fatelo! Ok, niente panico. Muori. Pensa, cazzo, pensa. Crepa. Vai. Vai, ciao. Merda. Ciao. Vaffanculo. Allora. Ok. Ciao. E là il porco. Merda. Adesso mai più. Madonna, che mira di merda. Ok. Ragionamos. Da dove arriva questo? Allora. Ok, niente fa. Buono. Non è morto? Ok. Merda. Ok. Buono. Perfetto. Cazzo, devo andare adesso. Molto bene. Qua su devo andare. Componente chimicus. Ehi, lo sai le regole quali sono? Io posso parlare con chiunque. Vorresti giocare anche tu? Lei lo fiuta come uno squalo. Ehi, che vuoi? Cosa Allora. vuoi? Spostati. Voglio la tua figa. Smettila di seguirmi, sfigato. Ok. Dove cazzo devo andare? Oh, stai tranquillo. Ok, Ma stai zitto. Cosa? Ho un'arma! Meglio che te ne vai, prima che qualcuno chiami la polizia. È un'arma! È armato! Oddio, è armato! Ma basta con sto armato. No, devo tornare di là allora. Devo tornare di là. Vabbè ragazzi, siamo a 19 minuti. Chiudiamo questa parte di video e riprendiamo dalla prossima, così da non fare video troppo lunghi superiori ai 20 minuti. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.